Alleluia. Salmo 112, così troviamo scritto: beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua, e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre, egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre e la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, un bellissimo salmo che descrive la gioia che si ha quando si teme il Signore. Come intestazione, come titolo di questo salmo troviamo scritto nella mia versione felicità del giusto. Qualche altra versione è scritto ritratto del giusto. È comunque una descrizione, perché c'è una differenza fra chi teme il Signore e chi non lo teme. È vero? Umanamente parlando, a volte noi cadiamo nello sconforto quando vediamo tante difficoltà nella nostra vita. Noi che serviamo il Signore vediamo difficoltà e difficoltà e difficoltà, e mentre chi non serve il Signore, l'empio cosiddetto, no? E rifiuta Dio, secondo il nostro modo di vedere le cose, invece ha una vita più prospera rispetto alla nostra. Non è così, perché si può avere tutto il mondo, si può guadagnare tutto il mondo, ma se l'anima non appartiene a Cristo è come se non avessi niente. A me? Ma dobbiamo imparare a guardare le cose da un punto di vista sempre spirituale, perché a volte siamo abituati sempre a guardare delle cose da un punto di vista sempre materiale, e il materiale inganna sempre. Il materiale ci fa comprendere delle cose che in realtà non sono, e il nemico usa questo nostro desiderio di rivalsa, questo nostro desiderio di farci giustizia, per allontanare la nostra speranza da colui invece che è la nostra giustizia, che è Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia. Ora, Davide inizia questo salmo e diversi altri salmi con questa parola di lode. Alleluia. Prima di ogni cosa, prima di iniziare i discorsi, Davide vuole lodare il Signore. Il significato è in ogni lingua uguale. E l'ho sentita questa parola in spagnolo, in inglese, in tedesco, in italiano, in siciliano, alleluia. Africane, alleluia. Conosco tanti fratelli, tante nazionalità, però quando dice alleluia, amen, l'altro risponde, no? Amen e alleluia sono le due parole che le trovi in ogni lingua. E grazie a Dio per questo. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia vuol dire lode all'Eterno. E prima di ogni altra cosa dobbiamo imparare a lodare il Signore, sempre, in ogni modo, in ogni momento. Loderò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Amen? Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Beato l'uomo, felice l'uomo.
Trova gioia l'uomo, la parola beato vuol dire felice. L'uomo trova felicità nel temere il Signore. Cosa vuol dire temere il Signore? Quando si parla di timore, subito il timore viene associato alla paura. Ma non è questo il significato che vuole dare Davide. Dio non vuole incuterci paura. Dio vuole una cosa da noi, rispetto. Il timore del Signore viene visto come rispetto verso Dio. Beato l'uomo che rispetta il Signore. Rispettiamo il Signore, amen? Come? Onorandolo. Quello che ci dice di fare, facciamolo. Un giorno Gesù ebbe a dire a qualcuno: ma perché mi chiamate Signore, Signore, se non fate quello che io vi dico? Vi ricordate questo passo? Signore, sì, ma perché mi chiamate Signore se non fate quello che io vi dico? Come dire, voi non avete timore della mia persona, avete rispetto. Noi vogliamo essere credenti che rispettano il Signore. Avere timore del Signore è il principio di ogni sapienza. Amen? Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Ma si può trovare gioia nell'osservare dei comandamenti? Sin da piccoli siamo stati sempre restii, vero? Ai comandamenti. Questo non si fa, tutto il contrario si fa. Non fare da piccoli, la ribellione è qualcosa che ci abbiamo dentro. I comandamenti, gli ordini, le direttive, però quelli di Dio, se lo ami, se lo rispetti, non sono gravosi. Chi teme il Signore trova gioia nell'osservare i comandamenti, chiamiamoli comandamenti, le direttive di Dio. Anzi, si ama la parola del Signore, il consiglio che Dio ci dà. Lo si riconosce questo consiglio come buono per la propria anima e per la propria vita, no? Stamattina abbiamo letto in Giovanni 10 che Gesù è il buon pastore. E Gesù ribadiva questo concetto: le mie pecore conoscono la mia voce. Quindi quando ascoltiamo la parola del Signore può sembrarci un comandamento, ma se c'è alla base il rispetto per Dio, questo comandamento, questo ordine, questa direttiva, questo consiglio, quando si parla della parola di Dio, è il consiglio della parola di Dio. Poi sta a noi recepirla come qualcosa da attuare profondamente, ad ogni costo, un consiglio da accettare, una direttiva da seguire. Una cosa è certa: se mettiamo in pratica la parola di Dio, viviamo bene. Se accettiamo, riteniamo la parola di Dio nel nostro cuore, noi troviamo gioia in Lui, alla Sua presenza. Gloria al Signore. Il salmista vuole dire proprio questo. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. È visto come un uomo giusto, ma l'uomo giusto sappiamo che non esiste in realtà, però Dio ci guarda come persone giuste perché abbiamo accettato il giusto nella nostra vita, vero? La persona giusta che non ha mai commesso alcun peccato e che ha dato la sua vita per noi, Cristo Gesù il Signore, è entrato nella nostra vita. E quindi quando andiamo a Dio Padre nel nome di Gesù, ecco che Lui ci guarda attraverso il suo figliolo Gesù. Ed è anche scritto nella sua parola che Cristo Gesù vive e intercede per noi, alla destra di Dio Padre, e intercede per noi. Amen? Ci rappresenta: Padre, questo mio figliuolo ha questo bisogno, ti prego, aiutalo. Nel nome di Gesù noi chiediamo, nel nome di Gesù noi eleviamo la nostra preghiera, e l'unico intermediario fra Dio e l'uomo è Cristo Gesù uomo. Quindi nel nome di Gesù. Ora l'uomo giusto, visto giusto davanti a Dio,
È un uomo, qui definisce il salmista, potente sulla terra, sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta, abbondanza e ricchezza sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. C'è una descrizione di quest'uomo giusto che teme il Signore, che trova gioia nei suoi comandamenti, e si parla della sua discendenza. Ieri si parlava della benedizione di Giacobbe su Giuseppe e sui figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, no? Giacobbe prima di morire vuole benedire Giuseppe, nel benedire Giuseppe vuole benedire i suoi figli. E si rifletteva ieri sera su questa catena, no? Di padre in figlio che si tramanda generazioni su generazioni, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Efraim, Manasse, così via, no? Dio ci dia grazia che la nostra casa rimanga stabile nel Signore. Dio ci dia grazia che dopo di noi il timore del Signore non si estingua dalla nostra casa, ma rimanga. Gloria al Signore. Parlando con mia sorella, a volte mi sono trovato un po' a richiamarla, perché in ogni modo, sapete, è come nelle testimonianze, a volte sembra un vanto, no? Vantare le generazioni. Dico sempre, parla sempre del Signore, quello che ha fatto nella tua vita, lascia stare. Presentare come grazie Signore, io sono la terza generazione, mio nonno, mia mamma, io. Sei stato, è così, gloria a Dio, ma vogliamo proseguire nel timore, non nel vanto, non deve essere un vanto, nel timore, nel silenzio, nel segreto. Amiamo il Signore e presentiamo la nostra casa che sia di benedizione. Amen. Ci sia il timore di Dio nella nostra casa. Poi abbondanza, ricchezze sono in casa sua, e non credo stia parlando di abbondanza e ricchezze materiali, credo stia parlando di abbondanza d'amore, abbondanza di carità, abbondanza di speranza, abbondanza di bontà, abbondanza di quelle virtù che sono virtù che appartengono a Cristo Gesù il Signore. Quindi l'uomo che teme il Signore ha abbondanza nella sua vita, la sua casa, regna la pace, la serenità. Gloria a Dio. E non posso mai dimenticare una predica del mio pastore, ancora mi ricordo le prediche del mio pastore. Pensate, ho 50 anni e mi ricordo le prediche del mio pastore quando ero ragazzino io. Diceva: la casa è un paradiso quando c'è la presenza è anche un cantico, pensavo, un vecchissimo cantico, e la casa è un paradiso quando c'è il Signore, tutto è pace, tutto è armonia quando c'è il Signore. Abbondanza, ricchezze sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Chi ama il Signore è misericordioso, è pietoso, è giusto, ma non perché è una giustizia propria, ma sa discernere le cose giuste. Amen? Perché sia il discernimento del Signore, non il nostro. Praticando la santità di Dio, la comunione, ricevi qualcosa del suo carattere, o no? Se stai vicino, c'è un detto, dice: dimmi con chi cammini e ti dirò chi sei. Perché? I saggi erano saggi antichi. Perché? Perché frequentando determinate persone, vuoi o non vuoi, tu prendi qualcosa da queste persone, no? E se frequenti la presenza di Dio, la sua presenza, sia un uomo, una donna di preghiera, di adorazione, non prendi qualcosa del carattere di Dio? Io credo di sì. Alleluia. E di questo abbiamo bisogno. Alleluia. L'uomo che teme il Signore non temerà cattive notizie.
Chi teme il Signore sa che il Signore è fedele. Amen. Ci sono dei credenti che vivono sempre nella paura di questo, di quest'altro. Chissà cosa mi dice il medico, chissà cosa mi dice il commercialista, chissà cosa mi dice quello e quell'altro, tutto, ma possiamo vivere nella paura? Non possiamo vivere nella paura. Chi teme il Signore non teme cattive notizie. Se ci sono cattive notizie, le cattive notizie possono essere trasformate in benedizione da parte di Dio che può ogni cosa. Per questo l'uomo che teme il Signore non teme cattive notizie, il suo cuore è saldo. E questo deve essere il nostro cuore, saldo, fermo, attaccato alla persona di Cristo Gesù. Alleluia. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Notate, alla fine. Certe volte vorremmo vedere subito chi ci ha fatto del male, essere puniti. È vero? Secondo la nostra visione, la nostra giustizia, alla fine. I conti si fanno alla fine. E chi è che fa i conti? Io non li faccio. È Dio che fa i conti. È Dio che fa i conti. Amen. Alleluia. È Dio che ha tutto in mano, descrive tutto. Hai fatto questo, te l'ho fatto capire, non è rimediato. Hai sbagliato, l'hai capito e ti sei ravveduto. A favore tuo. La bilancia è quella giusta, è quella di Dio. Amen. Una cosa è certa, perché così ci dice la parola di Dio. Chi teme il Signore, alla fine vedrà che l'empio potrà aver prosperato nella vita, ma alla fine, un giorno nell'eternità, non saremo nello stesso posto. Amen. Amen. Gloria al Signore. Il giusto dà generosamente ai bisognosi, perché ha timore del Signore. Alleluia. Sa cosa vuol dire vedere un'anima che ha bisogno, una persona che è nel bisogno e non ha nessuno che possa aiutarlo. Chi teme il Signore diventa anche strumento dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, e sente di donare generosamente, perché a Lui è stato donato. Alleluia. Abbiamo ricevuto dal Signore. Alleluia. Abbiamo ricevuto la sua vita. Il suo sangue sparso sulla croce, noi l'abbiamo ricevuto. Amen. E quella che cos'è? Non è misericordia di Dio? Dio ha avuto pietà di noi, mandando il suo figliuolo a morire sulla croce per me. Io parlo per me, ha avuto pietà di me, misericordia della mia vita. Devo anch'io capire cosa vuol dire la misericordia di Dio, avere misericordia. E chi teme il Signore sa comprendere che quando c'è da dare, bisogna dare. Gestisce bene i propri affari. Amen. Chi teme il Signore è un uomo assennato, sa gestire bene. Amen. Se ha un'attività la sa portare avanti, perché teme il Signore. Fa ciò che è giusto fare, nella saggezza, nella sapienza che viene da parte di Dio. Alleluia. E poi succede qualcosa. L'empio lo vede. L'empio guarda il giusto, chi ha timore di Dio, e non può farci nulla. Si irrita, digrigne i denti e si consuma. Ma guarda questo, è sempre nelle vie del Signore, continua a servire il Signore. Digrigne i denti, si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Qual è il desiderio degli empi? Che noi che temiamo il Signore possiamo entrare nella rovina, possiamo cadere, possiamo fallire. Gloria a Dio, ma Dio non permetterà mai che chi lo teme, che chi lo serve, subisca quello che vorrebbe l'empio. Gloria a Dio, se temiamo il Signore, verremo onorati dal Signore.
Dio onora coloro che lo onorano, vero? Ci crediamo? Amen. Quindi, prima di tutto, con la nostra vita vogliamo onorare il Signore. Poi quello che sarà, una cosa è certa. In questa vita, dice l'Apostolo Paolo, l'uomo che vive per questa vita è più miserabile degli uomini. E se ci riflettiamo, è una grande verità. Perché questa vita avrà un termine prima o poi. Mentre Dio ci dà uno scopo più alto, una visione a lungo termine, come si suol dire, no? Una visione a lungo termine, ma così lungo il termine che è eterno. Ci dà qualcosa, uno scopo che dura in eterno. Ci dà la vita eterna. Gloria al Signore, una vita che non avrà mai fine, che non è quella terrena. Quella terrena avrà la sua fine, ma dopo di questa vita entreremo nella vita. Amen, nella vita eterna, in quella vita che non avrà mai fine. Saremo per sempre alla presenza del Signore, non con questo corpo, ma con un corpo glorificato. Avremo un corpo bellissimo. Adesso si guardano i corpi, ci sono i top model, i modelli, uomini, donne, bel corpo. Tutti vecchi si dovremmo diventare, o no? Bel corpo, un bel corpo. Il bel corpo lo avremo quando andremo nel cielo. Un corpo glorificato e non perirà mai, non avrà conseguenze del tempo, sarà sempre inalterato. Non so come sarà, perché nella Bibbia non c'è scritto, però sarà un corpo glorificato, come quello di Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia, vogliamo dire grazie al Signore, lo ringraziamo il Signore insieme. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Possiamo trovare gioia nel Signore, nei comandamenti del Signore. Nel servire il Signore c'è gioia. Ieri sera, ho detto anche stamattina, vedevo qualche giovane, c'era un'attività ricreativa perché la riunione dei giovani si è fatta in una casa di una famiglia di Feltre che frequenta la comunità di Belluno. È una bella casa, c'è un grande terreno, un grande giardino, proprio. Giocavano a pallavolo, no? Però c'era anche il momento che abbiamo fatto un piccolo culto, no? Siamo radunati, abbiamo radunato i ragazzi e c'era chi sbuffava, no? Era meglio giocare che fare un culto. Facciamo giocare, ma la parte spirituale ci vuole, E dicevo, Signore, un giorno apprezzeranno sti ragazzi il tempo prezioso di stare alla tua presenza, dove non ci si stanca. Se si gioca a pallavolo ci si stanca, ma se tu sei alla presenza del Signore godi, non ti stanchi, vorresti che non finisse mai. È vero? Quando sei alla presenza del Signore, una bellissima comunione, preghiera, canti, vorresti che continuasse sempre. Gloria a Dio. Preghiamo il Signore per questi giovani. Siamo stati giovani anche noi. Anche io quando andavo in chiesa ed ero ragazzo mi ricordo quando finisce. Poi mi sono trovato a fare 2 culti insieme la domenica. Gloria a Dio, è un privilegio servire il Signore. Ora comprendo. Lo comprendo adesso, prima non lo comprendevo. Però è un privilegio servire il Signore. Fare 2 culti, amen, è un privilegio. Fossero anche 3 culti, gloria a Dio, è un privilegio. Servire il Signore. I miei figli dicono no, già 2 bastano, avanza. Va bene? Gloria a Dio. Dobbiamo alzarci in piedi, gloria a Dio, vogliamo ringraziare il Signore.